radio con il Calandra e Calandra. Cerca di moderare Giuseppe Noto. Potremmo dire siamo ancora in tre briganti e un somaro. Sì. No, guarda, io ci tengo, visto che c'è la diretta, ma non sapendo di questa sorpresa che ci avete fatto, ma ci ha lasciato io proprio. Io ho la pelle, guarda. C'hai la pelle? C'ho la pelle. La pelle ho i brividi brividi. per questa bellissima intro, sì, è inaspettata, quindi hai visto? piacevole. Ogni tanto le sorprese fanno sempre piacere. Ecco. Buongiorno people, come apriamo solitamente noi dalle nostre pagine Facebook. Buongiorno da Prima Radio. Buongiorno da Giuseppe, da Maurizio e da Giuseppe Noto, che è qui con noi, che coaudiovidierà. Cercherà di domare. Sì, no, ma per ora siamo molto mansueti. Allora, una settimana, come dire, è passata una settimana all'insegna dico, se vogliamo parlarne, di Renato Carosone. C'è stata la caduta di Biden dall'aereo, scivolato più volte, quindi perché il signor Putin gli ha detto ti auguro tanta salute. Io penso che sia stato l'olio delle Sfinge di San Giuseppe buttato proprio là e dire vai, quindi scivola, questa quindi è una settimana molto, molto particolare, movimentata. Apriamo come, Giuseppe? Cosa dedichiamo questa nostra trasmissione? Intanto c'è da fare un appunto, visto che c'è una sigla, penso che insomma la conferma sia arrivata della vostra presenza. Ho visto che la sigla è molto breve, però, quindi ancora questo mi tiene, come dire. Chissà che nel tempo la prossima settimana si allunghi. Bisogna lavarla bene. Noi giustamente dobbiamo partire, ma dobbiamo dare e fare un saluto all'editore che ancora non conosciamo. Sì, vorremmo conoscerlo. Il piacere di incontrarlo. Va. Intanto salutiamo un po' di radioascoltatori: Piera, Fadda, Salvatore Enzerillo, Raffaele, quindi che stanno seguendo la diretta, e quindi auguriamo una buona giornata anche a loro. Dicevamo, questa nostra puntata di oggi la dedichiamo a... Ma noi vorremmo fare un salto, diciamo... Un salto? Vabbè, siamo al quarto piano, non vi conviene. No, da fermi, vorremmo provare a scimmiottare un po' quelle che sono state le canzoni delle band italiane, un po' fare un excursus, come oso dire. E noi abbiamo ascoltato, prima di cominciare, I Nuovi Angeli, Anna dai capelli rossi. Da dimenticare, Anna da dimenticare, con Pasquale Canzi e compagni. Era l'era del beat. Avete qualcosa di quel tempo, tempo? Noi intanto dobbiamo fare un appello, Maurizio. Allora, intanto specifichiamo che beat non si scrive B-I-T, è Beat, si scrive Beat, per quanti non lo sapessero. No, vero? Sì. Te lo giuro, no, perché una volta hai studiato. Facevamo noi anni 60, alcuni anni fa, e in un manifesto che abbiamo conservato, musica beat. Era solo per strafalcioni tipografici. Mi è venuto in mente. Va bene, no. Io invece volevo invitare tutti i radioascoltatori, compreso anche Giuseppe, ad aiutarci su questo brano. Sì, abbiamo bisogno di voi. Fatelo da casa. Facciamo il coro? Fatelo in macchina, dal supermercato. Tu che stai aprendo il bancone dei surgelati. Tu che stai svoltando, tu che stai svoltando a destra. Tu che sei alla rotatoria. Cercate di tu che sei indeciso tra i pisellini primavera e i pisellini freschi. Bellissimo, ecco. Questo. Aiutateci a fare questo coro di sottofondo, perché ne abbiamo bisogno. Ma anche di altre cose abbiamo bisogno, però diciamo solo questo. Giuseppe, anche tu, dai. Io starei giornate intere a fare sempre così. Rivedo ancora il treno allontanarsi, e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è difficile
un anno senza te. Un anno è il nonno? Adesso scrivi, No. aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò. Com'è possibile restare senza te? Sei la vita mia, quanta nostalgia, senza te tornerò, tornerò. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà, sei la vita mia, Amore, amore mio, quanta nostalgia, un anno non è un secolo, senza te tornerò, pensami sempre, sai, tornerò, il tempo passerà. Ci sono pure gli applausi. Cosa che parla di primavera, ce l'avete? Oggi è primavera, abbiamo fatto il primo giorno di primavera in questo caso. No, ma noi facciamo meravigliosamente, che già è... Ah, questo senso di primavera, Questo ne senso. parla qua. Ne parla, ma di castagne parla, Maurizio. Però, Abbiamo sbagliato stagione. Non te mangi le castagne sì. la semenza, Certo, a se non si primavera. accatta un po' primavera. Eh sì, va bene. Mamma mia, vattene via. Pronti? Sì, siamo Tocca a noi? Eccoci ancora qua, sabato con i Calandra e Calandra. Quest'oggi, questo sabato, primo sabato di primavera, perché la primavera quest'anno cade, anzi è caduta stamattina alle 9 qualcosa, quindi ufficialmente siamo in primavera, primo sabato di primavera con i Calandra e Calandra. Fretta c'era, È anticipato un giorno in questo caso, giusto? fretta c'era. Che fretta c'è? Maledetta com'è? Com'è? Come? Maurizio, perché esci fuori con queste improvvisazioni perché lui così? ha parlato di primavera Ma e non- mi è venuto. Sì, ma non prende sempre sulla parola Giuseppe, perché sennò... Ho capito, ho capito. Non è Cioè che- ero anche indeciso sugli accordi. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, maledetta come te. Effetto Ok. jukebox, abbiamo Sì, messo la monetina e parte subito la canzone. Quindi puntata per sabato dedicato ai gruppi Beat, ma non solo. In non questo è- caso invece vogliamo fare una dedica ai nostri parenti. la fate, Sì, perché parenti? noi abbiamo dei cugini che stanno in Ah, campagna Sì. e quindi abbiamo detto di Ma guarda Maurizio, con queste voci così proprio fare i cugini di campagna, ma è sì, un suicidio. Diciamo dovevamo farlo verso mezzogiorno magari, in modo che la voce si riscaldasse un po'. Si affinasse. Anche perché stamattina c'è un po' di raucedine, come ho detto. Non, Perché in campagna c'era sì, freddo. acquazzina soprattutto. Acquazzina. Va bene. Vai. Che odore di castagna a fuoco
se tu ne voglia te ne prendo un po'. Quell'uomo tanto è un vecchio amico, se non lo pago non dirà di no. Sediamoci su quei gradini là, sotto la chiesa come un anno fa. Ricordi facevamo già l'amore. Cos'è successo al tuo cappotto? Perché sorridi, cosa ho detto mai? Non vedi come si è ristretto? Tu quel bottone te lo perderai. Mio Dio che stupido, perdonami, averti qui e non accorgermi che sta crescendo in grembo a te un fiore. Questa notte finirà e poi se vuoi meravigliosamente mia sarai. Le braccia le ho forti, saprò meritarti. Questa notte finirà e poi lo sai, meravigliosamente mi darai la vita che dorme nel tuo corpo inerme. Immagina la nostra casa con due mattoni, io la tiro su. Chiaramente abusiva. Nei campi tu farai la spesa e costruiremo quel lettino in più. Una pulletta. Certo che abbiamo tanta fantasia, la realtà ci aspetta a casa tua. Speriamo che tuo padre ci E insomma, perdoni. e quello è il problema, tornare a casa. Ma qui ci dovrò perdonare tutti. Va bene, abbiamo rovinato anche questa. ma Che poi, Ma guarda, ma noi siamo qui per questo. per rovinare la Ci canzone. siamo riusciti bene, dico. Benissimo, benissimo. Soprattutto con la voce fuori campo. Che poi, fra l'altro, Ivano Michetti questa settimana è salito agli onori Al della trono. cronaca ha visto la Madonna, a quanto pare, dopo un ictus. Su questo non diciamo non nulla diciamo- perché non. Ma questo lo sa la Madonna e lui. No, questo Ma lui si ascolta noi, penso che vedrà altre cose. Come diceva Totò, altri santi. cioè, non è vero, ma ci credo. Quindi No, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Qualche altra cosa dei cugini? E quindi è stato questo il motivo per cui ha richiamato, diciamo. Può darsi che la Madonna gli ha detto richiama gli altri Il cugini e biondolillo, quindi- fate una rimpatriata, tornate assieme, in fondo siete cugini, quindi Certo. qualche altra cosa dei cugini? Vabbè, ma così solo per accenno. Un accennino. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste Questo mura. chiaramente era il padre di poco fa che aspettava la Anima figlia. mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu. A sorpresa, come Vabbè, me lo sono inventate così. Sì, ma tu sei al volo. un inventore. Cioè, Ma dovresti io depositarle, con le cugine, sai, ho un rapporto più stretto di te, dovresti dai. depositarle queste Considera cose. che sono il più grande, per cui ho vissuto. Comunque, da qua si vede quando sta finendo ad esempio un brano, quando. Vabbè, ecco, va bene. Ma te lo dico solo per. No, a me tanto non interessa. Io, Ok. guarda, oggi non solo non vedo lì, non vedo neanche qui, perché devo andare da ottica, lo so, sì, devo andare da ottica, dobbiamo che cambiare mi questo aspetta chiaro. perché insomma Ma io il sono problema è senza- tuo, nel senso sì. che loro ti hanno invitato più volte, sei tu resti io. Sì, Cioè, oggi andrò da Ottica Focus, lo dico tranquillamente Dillo, su Facebook dillo. perché ragazzi non ci vedo più. Però ci hai fatto caso come i due brani, anche se diversi, cioè di Anima Mia, comunque si ricollegavano al fatto di parlavano sempre dello stesso della casa. Della casa, sì, C'è sì, ancora il letto, loro parlavano del lettino. Vabbè, Nei campi erano gli anni. erano gli anni dell'abusivismo, per cui e poi con due mattoni, cioè chi se lo chiamasse? Cioè, come fai a fare una casa con due mattoni o la tiro C'era la voglia di fuggire. C'è la voglia di farsi le case. Dall'iscoperta della
della famiglia. Come Gli anni 80 quelli della spensieratezza del divertimento, gli anni 90 Tangentopoli e da lì in poi anni di niente sono stati nominati perché è assurdo. Vabbè. Saluti da Dario Veca. Ciao, Dario. Ma possiamo invitarlo a Dario Veca ospite? Cioè, vuole il nostro editore. Non credo che verrebbe Dario. Come non verrebbe? No, lui è tutta la settimana qua. Ah, qua lui. Però ti dico quando Dario tutta la settimana qua. lui è di casa qua. Come di casa? Di casa. arriva nei giorni di Cioè, presente quando c'era tipo la femmina di casa, no? E dove? Dario di casa. L'uomo Dario di casa. Dario di casa. Ciao Geco! Ciao Geco! Uh, Salutiamo Geco. Saluti dalla Slovacchia. Sempre bravi e belli. Comunque non sei tu solo che hai problemi di vista, no? Sì, Anch'io, vedo che sono anch'io. tanti. buono. E questo era il nostro disco today, anche per questo sabato lo abbiamo ascoltato. E sabato con i Calandra e Calandra stiamo facendo la storia della musica italiana, No, la storia più che aspetta, la geografia. Ora Chiedimi- tu dirai la geografia. No, chiedimi ecco. scusa se ti disturbo, ma in questo caso noi stiamo cercando di distruggere la storia. ecco, Dico no, ecco. ci teniamo a precisarlo. Dico, non vorremmo. Era una bella storia. Infatti il sottotitolo del nostro programma è Non prendeteci No, per... con le sedie. No, Con le non sedie. prendeteci... Per, No, per le sedie. sul serio. Sul serio, sul serio. Che poi c'era parliamo di un gruppo a cui c'era una voce in sottofondo, c'era qualcuno che ha lasciato un telefono. No, arrivano tantissimi saluti. Ad esempio, uno ci scrive Iacuzzo. Chi sfortuna si vire e si sente. Cristian Carapezza, che salutiamo, che è stato di recente ospite nei nostri studi. Sì. Roberta Marotta da Palermo, Filippo Coraci. Arrivano tantissimi messaggi, quindi cercheremo di tanto in tanto. C'è Evan Fiore collegato che ci saluta pure, quindi Adesso parliamo di un gruppo nato da due fratelli. Chissà, sì, la storia si che sono, ripete. poi non lo sapete, ma sono trapanesi. I Morelli non erano napoletani? No, perché non sono gli alunni del Sale questi. Quelle sono delle Saline, quelle, gli La alunni battutaccia. delle Saline. La battutaccia. Dai. Mi è uscita così. Sì. Vabbè, ok. Allora, cerchiamo di distruggere anche questo. Anche ci questo. proviamo, ci proviamo. Proviamoci. Ma dobbiamo impegnarci seriamente. Impegnatevi. Facciamo a Canzoncella, che è stato un brano comunque molto radiofonico. Io mi ricordo negli anni 70. 70, ricordando sempre quelle famose porte aperte con le tende a svolazzare, si sentivano queste bellissime. Era il 1977. Bravissimo, io lo stavo dicendo. Vediamo. Che m'è imparato a fare, che m'è imparato a fare, se dopo tanto tempo te si scordate me, e quando ne guardate io pure te guardavo, con gli occhi me studiavo tutte mosse che facevo. Si innamora di me, ma sente me, chi lo fa fa, e torna nata volta, braccia a chi là. Si innamora di me, ma sente me, non c'è pensare, e torna nata volta, a 2 chilo là. Chillo là, mo va dicendo che me vola assai, se crede che me faccio sangue amare, se crede che impazzisca e poi me spara. Anche gli alunni del sole hanno cantato questo. Che la la, C'è un po' di confusione. sape che piacere che me fa, me ne piglio nata più bella e stella resterà, che la la, 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 che la la. a Canzoncella,
giusto? Sì, pressappoco faceva così. Sì, Poi- e torna nata vuota a 2 kg là. sì, Chillo e là. chiaramente parte l'attacco. Qualche altra cosa degli alunni del sole? Qualcosa di diverso? No, possiamo... La pagella. Quale c'era? Papà è Natale. No, Questa Maurizio, dai. non c'è. Non uscire Anzi, fuori. ieri era la festa del Papa, se non ricordo male. Vabbè. Ah, ecco, un accento già cambia. Cambia. Non sappiamo. Non io sappiamo. penso che l'editore oggi proprio alla volta giusta. Quindi Maurizio. salutiamo, anche se con ritardo, ma siamo in anticipo per l'anno prossimo, tutti i papà del mondo. E Giuseppe. E Giuseppe che è papà. Ma anche Giuseppe che Allora siamo che tutti Giuseppe e papà. No, perché ecco. molti, ad esempio, ci sono alcuni che sono papà e non lo sanno. Ad esempio le mogli, dico, magari non sanno che... Ma- No, va bene, cambiamo discorso. Scusa, puoi mettere un brano? Usciamo fuori. Finita? Eccola qua. Allora, noi ci stiamo provando a rovinarle. Sì. No, guarda, ci è arrivata una proposta. Ci sarà un editore che cercherà di racchiudere tutti i nostri brani rovinati su un CD, anzi Sì. un doppio album, un triplo album. Per cestinarlo come... No, perché la soddisfazione sarà proprio quella di raccogliere i brani tutti all'interno del CD e poi non ascoltarlo, distruggerlo. Conciarlo, proprio. Puntata dedicata ai complessi, come si chiamavano una volta, Sì. l'icona classica del complesso italiano. era Ognuno ha i Quando suoi c- complessi. ognuno Quando ha i suoi- c'era la pianola, c'era la pianola, la pianola, la non, pianola. non le tastiere. L'immagine classica era la batteria, La batteria una si chitarra, chiamava ancora un basso. batteria, ora si chiama drums. Drums, Ok, chitarra, drums. basso, Guitar, ora si chiama guitar. ora siamo tutti. sì, è cambiato tutto. C'era un gruppo, Sì, un in gruppo che è quegli stato il anni. primo, pensate, ad aprire. Cioè, oggi abbiamo noi Ikea, ma loro già ai tempi avevano Ma perché fai pubblicità tu? i collage, cioè sono stati E quelli che c'entrano i perché collage, con Ikea? Ci quando- spieghi? No, no, guarda, io non c'entra niente con cioè i collage non significa che tu devi montare Quello è in collage. Ah, in co- io posso andare via oggi? Sì, sì, Posso no, abbandonare? Le ha facoltà. basta che me ne appigli dopo, non ci sono problemi. Vabbè, Dunque, facciamo dopo un tutta brano. questa tua... Facciamo un brano dei collage, Ecco. ok? Ci proviamoci. Era tutto qua per arrivare qua in realtà. Ti amo tanto come sei, per le incertezze che mi dai, perché sei il mio portafortuna, perché sei il vento e poi la luna. La gente parla Dei tuoi modi strani, camicie che non ti abbottoni, la gente parla dei tuoi pantaloni, dei fiori scritti sui tuoi pantaloni. la gente parla Non è mai annegata nei tuoi sogni fragili, nello spazio immenso dei tuoi occhi limpidi. Libera senza più limiti, con il corpo che si illumina. Libera vicino a un angelo, la tua mente vola via, altissima su me. la gente parla E ci fa del male, la gente è un po' convenzionale. la gente parla Se ti scopri il petto e poi ti immagina nel suo letto, la gente parla e ha tutto il diritto di parlare, Maurizio, dai. Mamma mia. Caspita, come l'abbiamo rovinata bene però. Sì, ma bisogna mettersi d'impegno, Pino. Possiamo fare ancora peggio. Dobbiamo provare o peggio o meglio. In questo caso come... Ci volete provare a farla peggio? No, peggio oggi no, ma proveremo... Studierete. Dobbiamo studiare. Quante sì, querele? dobbiamo- Quanti? Querele. Querele? Querele. Vabbè. Ma cosa possiamo ascoltare dai Collage, vero? E c'è una canzone che faceva, che è una richiesta d'aiuto.
Qual è? Help me? SOS. Ah, perché c'era Help me. E allora, prima si chiamavano Dreams, poi si chiamarono Squali, e poi ci fu un alto prelato che rispondeva al nome di Giovan Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI, che prese il telefono e chiamò i signori della Ricordi, una casa discografica, e disse: senti, sono Giovan Battista Montini, che fa, ti mando... Il futuro Papa... Sì, no, ancora non lo sapeva di essere non lo Papa. sapeva, non lo Senti, ci sono dei ragazzi che strimpellano qua, suonano, non so che cosa fanno, hanno cantato nel coro della chiesa, che fa, ve li mando, e fecero un provino e ottennero, non si sa se grazie alla raccomandazione, segnalazione dell'arcivescovo, ottennero un contratto. Sicuramente benedetti. Cambiarono nome e divennero i Dick, abbiamo ascoltato Senza Luce. Che sono stati i precursori di TikTok, no? Di I Dick. Prima c'era... Maurizio, ma tu proprio lo devi fare tutta, non l'ho capito. C'era no? quest'app prima, i Dick. Stavamo facendo una presentazione degna dei Dick. E vabbè, TikTok. Però benvengano le segnalazioni. Dico, se qualcuno vuole fare, ci vuole segnalare. Per la serie sono Monsignor No, Michele. anche all'Agenzia delle Entrate. Dicono. Ancora, dai. No, ma io esco fuori dal gruppo. Non si dice più gruppo, giusto? No, dalla band. Io dalla esco fuori band, dalla band. Però guarda, non cambia niente, ti spiego perché. Perché? Perché basta mettere un accento sulla E, diventa Calandra e Calandra. Capisci? Quindi ci posso ancora... One giocare man sopra. band si direbbe in inglese. Proviamo a rovinare anche di Dick. Sì, proviamoci. certo, eccola qua. Come un sasso che L'acqua tira giù, io mi perdo nel blu degli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più. Amo il bianco e tu sei candida. Qua arrivava la voce. sì, io mi fermo qui, qui dove vivi tu. No, più non cercherò un altro nido ormai. Tu sei l'acqua dopo il fuoco, non ti lascio più. Quel gabbiano che si nasconde in me, più non volerà in Africa. Quando sto con te sento dentro me che tu abiti ormai nell'anima. Sì, io mi fermo qui, qui dove vivi tu. No, più non cercherò un altro nido ormai. Tu sei l'acqua dopo il fuoco, non ti lascio più. La prima radio in questo sabato con gli applausi Calandra e Calandra. E non erano scontati, No, ma posso dire una cosa? Una sola però. Applausi finti. Ma veri. Va bene.
In questo sabato sono le 11 e 19 e 13 secondi. Invece nell'altro sabato a quest'ora era pure le 11 ancora non è cambiato l'orario, dobbiamo aspettare una settimana. Vero, manca una settimana, bisogna stare un'ora di più a casa. Un'ora di più a casa, un'ora in meno nelle altre cose. Anche ad Alcamo sono le ore 11. Ad Alcamo sono le ore 11, un po' come dire. Sì. Vabbè, lasciamo stare queste cose e parliamo di un altro duo, in questo caso dei Calandra e Calandra. Ah sì, li conosciamo. Sono simpaticissimi, guarda. Abbiamo parlato di tanti artisti, ne abbiamo ripercorso la storia, le canzoni, ma perché non parlare di voi? Questo qualcuno ci chiede, ma perché non parlate dei Calandra e Calandra? Come no? Lo possiamo fare perché dobbiamo dire che anche Calandra hanno una sband. Una sband. Un complesso. Un complesso. Qualche cosa di curioso che vi è capitato nella vostra carriera? Ma guarda, di curioso sicuramente ci sono successe tantissime cose. Ti posso fare, a parte quando eravate nella 127 avete sentito la canzone dei Calandra e Calandra alla radio. Sì, questa è stata una cosa indimenticabile. Ma una cosa curiosa, ad esempio, possiamo raccontarla con la nostra mascotte. Eravamo in aeroporto, non mi ricordo se stavamo tornando da Milano, perché avevamo fatto una serata là, e io viaggio solitamente con l'asino sotto braccio. Sì. E ci hanno fermati era in valigia, ecco, era messo in valigia, e sotto lo scan hanno visto questo animaletto, magari sembrava un chihuahua, qualcosa, la gente è strana, come dice mia Martini, pensando magari di aver messo il cagnolino, occultato il cagnolino in valigia. E allora ci hanno fermato, ci hanno chiesto, chiamato l'EMPA, il WWF, tutti ci hanno chiesto di seguirli. Hanno aperto la valigia, hanno visto che era un asino comunque poi in plastica, però quest'asino ha una cucitura che sembra fatta come se si volesse racchiudere qualcosa là dentro. Cioè, allora questi sono narcotrafficanti. A me la cosa più bella è successa a Madrid, tornavo da Madrid, ma come souvenir cosa prendi? Il Don Chisciotte. Certo. Una signora tutta arrabbiata, lei dove va Don Chisciotte? Va alla guerra, non l'avessi mai detto. Hanno sequestrato il Don Chisciotte. E allora ci hanno tenuti là, si sono riportati l'asino per fare un controllo allo scan, per vedere se all'interno ci fosse qualcosa, perché questa cucitura è un po' insolita dove è fatta. E poi comunque ci hanno visto che non c'era nulla, era solo un ciuchino. Ci hanno rilasciato. E c'era una canzone vostra che mi piace riascoltare, vediamo se la sapete. Tutti dicevano tale che bello, ora che sogno cresciuto, non domero una mano d'aiuto, ti parlano do mondo e ti contano che bello è tu, ma saccio capelli di natura non si nasce con la stessa misura. C'è che nasci bello, c'è che nasci brutto, c'è che nasci lungo e che corto, c'è che nasci ricco e che nasci scarso, e c'è quasi sempre in mano lasso. Quanto sento a sto mondo, a contarli quasi mi confondo. C'è cu sciala mai finire, c'è cu chiance, c'è cu rire, e c'è cu un po' mangiare, e cu facci botu giorno a spisa.
Poi c'è cu nasci nuru mentre c'è cu nasci già con la camisa, misa, misa. C'è cu nasci bianco, c'è cu nasci scuro, c'è in compagnia e cu nasci solo, c'è quel generoso e cu nasci avaro, c'è cu nasci pupo e cu puparo. Se qua bannia, c'è qua catta e cutalia, c'è cu suona e c'è cu canta, e qua patta sempre la 70. E c'è cu parra parra troppo spesso e fa finta che non ci senti. E c'è sempre cu cala isa testa anche se non capisci niente, niente. Niente. C'è cu nasci bello, c'è cu nasci brutto, c'è cu nasci lungo e cu corto, c'è cu nasci ricco e cu nasci scarso, e c'è quasi sempre mano lassù. A Prima Radio e Calandra con Scola e Scola. E poi c'era quest'altra. Sì. Ehi! Mi susu, mi curco su soiusu, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9, tanto farò inchiovi, un corpo li capidi, mi sciavoro la scidi, ma giusto li baffetti, una trovoli quasetti. Siciliano, tipo sciano, mi spicchio la semenza, non posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano, tipo sciano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e a cominciare da capo. Ma magica bannia, quando ti parattia, mi lasci stare in pace e te ne vadi mia. A te ti lo disse che mi voglio maritare, meglio stare in piazza e a tutti salutari. Coscienza benerica, sua figlia ancora zita, ci piace a bella vita, ma quando si marita, talio chiuda sonno, fici un po' quirica. Quattro macarrona mi mangiasse qua modica, mentre sogno per la via c'è uno cabania, sistema le meluna e in canottiera fuma. Si è sentito? Siciliano, tipo sciano, lui giorno non ne voglio, la sera sfardo l'oglio, se mi rassa smossa forse fosse pure meglio. Siciliano, tipo sciano, mi leggo i giornali, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Già si fece tardo, a comincia a salutare, sogno troppo stanco, senza travagliare, sapete che vi dico, ma vi sa riposare, la tavola è conzata, sta vita non si può fare, all'esterno di mangiare, non sa più che fare, me la va finisce e mi dà gli umani.
siciliano, ti pusciano. Mio fratello a Germania, amici a Bloccolino, me pace chi travaglia alla fabbrica a Torino. Siciliano, ti pusciano. Mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano, ti pusciano. Lui giorno non ne voglio, la sera spardo l'oglio, se mi resta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano, ti pusciano. Domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdonalo peccato e a cominciare da capo. Siciliano, ti pusciano, e l'umunno tegno mano. Ah, ancora c'era. Ma non la sai tutta tu. Ah, ho saltato una strofa. Tegno mano. Lo sai il gioco delle... No, perché non si perde, non aver ascoltato più. Per cui... Vabbè, Non successe niente. Eccoci ancora assieme, abbiamo fatto una breve puntata con i Calandra e Calandra. Siamo Un quarto riusciti d'ora. anche a rovinare noi stessi. Anche a rovinare voi stessi, che ce ne vuole, che Stiamo ce ne vuole, mettendo d'impegno, perché veramente. tra strofe Scordate. scordate, si può dire, ecco, dimenticate. perché scordate Non sta suona- bene, è come band, come sì, pezzo, come beat, ecco, quindi perfetto. ci sono molte parole che Adesso stanno- tocca a loro un altro complesso, come si diceva ai tempi. Stiamo parlando dei nomadi, Sì. lasciando stare le canzoni, quelle che si suonano in spiaggia con la chitarra, Vabbè, io quale- vagabondo. di insomma. quale stai parlando? Io... È proprio quella. Un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma Giuseppe che ne sa, E Giuseppe sempre dovrebbe dire azzurra Maurizio. non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Mi è venuta- Però se ci penso signore. No, mi è Meno venuta, male, mi è meno venuta male. in mente una cosa. Una sera eravamo a suonare un matrimonio Sì. ed è venuto un signore, il parente della sposa, che ha voluto cantare questa canzone. l'ha voluta cantare L'ha lui. voluta cantare per dedicarla alla sposa. E mi ricordo che disse questa cosa. È quel bambino che volava in In un cortile. in un cortile. Sì. Volava? Sì, Sì, volava. volavano, che tipo io mi sono immaginato il lancio, le risate è stato. Ma è il lancio del bouquet. dai. Va bene, così una piccola. Abbiamo rovinato anche quello. Ci abbiamo tentato. Ma no, noi ci riusciamo, ragazzi. Quindi parliamo dei Nomadi, una canzone che vi piace suonare di loro. Sicuramente ho difeso il mio amore. Come Va. fa? Allora, Queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori, sopra una pietra c'era scritto così: ho difeso il mio amore, il mio amore.
c'era una data, l'8 di maggio, lei era bella, era tutto per lui. Poi venne un altro, gliela strappa di mano. Cosa poi sia successo lo capite anche voi. Ho difeso, ho difeso il mio amore, il mio amore. Ho difeso, ho difeso il mio amore, il mio amore. Sei incantato. Ci siamo riusciti. Ci siete riusciti. Facciamo una cosa, ci ascoltiamo gli originali. No. Così, Sì, cioè, sì, dico no. nel senso, no. ci massacri. No, ho paura, non voglio fare sfigurare nome. Come le vignette dei giornalini, cercate le differenze. Chi aveva la TV era Sanremo era era una finale. Aveva le case, era a Pianterreno, Sì, si sì. entrava. Ti ricordi la TV aveva la baciusa per... Ricordi la lucina, Sì, la lucina messa sopra? che girava, la lucettina, sì, perché si diceva no, non sta al buio perché sennò fa male. è rovinata- Il primo telecomando col bastone, quando cambiavi i due canali. Ragazzi, No, solo due canali. il terzo canale quando è rotto il terzo Il canale. terzo canale ha messo in crisi le famiglie, Sì. perché ora cosa guardiamo? Da noi è arrivato tardissimo perché prima e secondo. Attenzione, e non 24 su 24. No, alle 17 prima- incominciava la TV dei Perché ragazzi. prima, dopo il telegiornale, alle 2, 2 e mezzo finivano le trasmissioni. E poi c'era quel puntino. A mezzanotte staccavano, no? Non era a mezzanotte. Questo quando finiva la No, trasmissione. quella andava a mezzanotte, ma Sì. nel pomeriggio Ah. c'era solo il logo e quel fischio. Poi alle 17 iniziava la TV dei la TV dei ragazzi. ragazzi. Che ne sanno? Sandokan, Sky, Orzo Way, Sandokan, Way. Rintintin, Zorro, mamma, ancora prima. quanto frittata di uova mi sono mangiato per vedere Zorro e Rintintin che la sera. C'è tutta una frittata, sai. La prima Zorro. Poi grande cosa, Promessi Sposi. Promessi Sposi, mi ricordo che puntate. Cosa? Promessi Sposi. Sì. Poi ho visto un film che mi Le ricordo. comiche con Ah, Leone, questo qua. Facevano poi la notte di Natale, facevano le comiche o Stavi Olio o Charlie Chaplin. Dai, doppia. E dobbiamo dire che c'è anche stata avviata intorno alle 10 con all'inizio della trasmissione una diretta su Facebook. Poco fa si parlava, chi sta ascoltando tramite Facebook può sentire le nostre voci dietro le quinte, e poco fa abbiamo fatto tutta la storia degli anni 70, degli anni 80 per come li abbiamo vissuti, con molta nostalgia per come li abbiamo vissuti noi. Parlavamo della prima televisione, il primo televisore che arrivò nelle case, Il primo telecomando a bastone. Il bastone, perché poi fra l'altro c'erano due tasti, c'erano soltanto due canali, il primo e il secondo, Rai 1 e Rai 2. Il terzo canale mi sentì il Telefamiglie perché non sapevano quale canale guardare, cioè Le prime diatribe in famiglia. Ma la cosa più bella è che quando tu compravi il TV Sorrisi e Canzoni, se vi ricordate, c'erano i programmi di Rai 3, però sotto c'era una dicitura per le zone raggiunte dal segnale. Sì, vero. Noi eravamo sempre eravamo gli ultimi in fondo, non eravamo raggiunti. non avevamo segnale. Ed era bello perché forse c'era più fantasia, perché forse
che c'erano diversi modi di comunicare più fantasiosi. Poco fa parlavamo della borchia della Telecom, della SIP, che ai tempi si chiamava SIP, e poi ci si metteva il prolungo, si portava il telefono Sì, che era una a specie di letto filo per parlare, tipo antenna satellitare, perché era chilometrico, perché te lo portavi per parlare in tutte le stanze. con la fidanzata. C'era pure qualcuno che ai tempi c'erano le cabine telefoniche, perché non tutti avevano il telefono in casa, i telefoni cellulari non esistevano, non erano stati ancora inventati. C'era qualcuno che si organizzava nelle cabine più... Sì, vedevi cabine appannate. Voi, no, ma vi siete mai chiesti perché alcune cabine avevano il vetro rotto? Uno dei vetri laterali era spaccato, non mancava, perché cosa si faceva? Si scendeva, si metteva il gettone, si faceva il numero, si allungava il telefono, ci si saliva in macchina, si posizionava in macchina e si parlava tranquillamente con la fidanzata per 2 o 3 ore. Io tanto. mi ricordo solamente quando c'era il trucchetto, diciamo, per fare la telefonata con un gettone e potevi parlare tutto il giorno. Ma ci fu un periodo che con un gettone non c'era limiti di tempo e tu parlavi tutta la notte con la fidanzata stando in macchina con il vetro rotto della cabina. E in quegli anni un altro complesso dedicarono proprio a questo parlare con la fidanzata, alla radio, al telefono, dedicarono una canzone. Sì, questa Ma secondo guarda, me... io ogni tanto leggendo il testo di questo brano mi fa pensare qualcosa. Cosa ne pensano i ragazzi del piatto che gira? Il piatto che gira, che cosa intendono? Ma sicuramente quando vai a fare un cocktail c'è il piatto un po' tutto preparato, il diciamo, piatto con gli col tagliere, stuzzichini, il tagliere, tagliere, e allora gira, diciamo, nei tavoli, no? Allora, una volta in radio c'erano i piatti che giravano, non perché si mangiava sempre, ma perché il compiatto era il giradischi, si chiamava piatto, c'era il disco, ci si posizionava. L'hai capito ora? Ci si posizionava l'LP che aveva un buchetto piccolo, poi c'era il 45 giri che era piccolo ma aveva un buchetto grande, grosso. bisognava metterci l'adattatore. Inversamente proporzionale. E si faceva radio così. Vivo, mi piace la notte, ci vivo, con le mie sigarette e il piatto che gira, e dietro i vetri la città. Strano, il microfono è come un bambino, gli parlo e non so se dorme o mi ascolta, la luce è sciolta nel caffè, e ogni notte così, questa radio è il mio mondo, coi dischi, giornali e gli scontrini del bar. Senti, senti il telefono ancora, è la solita signora o no, ed invece sei tu, ma senti che sorpresa, 2 giorni e 2 notti per dimenticarti, metto un disco per te, poi vattene a dormire. No, scusa, aspetta, dimmi dove sei, dimmi. Stasera sei in casa da sola o parli nascosta fra coperte e cuscino, la radio è lì vicino a te, e addosso cos'hai? Voglio saperti tutta, ti voglio sentire come stando lì. Senti, senti
volevi pensarci e allora ci hai pensato. No, metto un disco per te e tra pensieri e suono mi torna la voglia di 2 giorni fa. Parla ancora con me, l'antenna è un'ombra bruna contro la luna e sopra la città. E poi arrivava l'alba. L'alba dietro le case si scalda, e questo momento in diretta nel vento lo voglio dedicare a te. E quelli erano ancora gli anni in cui con una telefonata si faceva tutta la notte, tanto era un solo scatto. Poi arrivarono gli anni in cui le cose cambiarono, 144, 166 e le bollette milionarie che lievitavano e c'erano le voci, c'erano i ricorsi, c'era chi lo faceva di nascosto alla moglie, poi eravamo mega bollettoni. Ma com'è possibile? Hai chiamato tua madre? Vabbè, comunque è una radio che affascinava sicuramente. Era una radio che affascinava anche perché, ripeto, c'erano soltanto le voci, sentivi le voci, lei sentiva la tua voce in radio e tu sentivi la sua voce al telefono. Infatti una frase dice: aspetta, scusa, dimmi come sei, sì. Descriviti. In questo senso oggi c'è una diretta Facebook, ad esempio, magari già ci vedono e cambiano subito, cambiano. Una volta invece restava il fascino. Avere comunque una bella voce è affascinante, comunque melodiosa, in questo senso che io non riesco a fare perché non ho i bassi nella voce. Io sono basso e proprio questo tipo è una cosa assurda, essere basso, non avere una voce con i bassi. È una cosa che non me ne può C'è fare. l'alto che non ha la voce bassa e c'è il basso che non ha la voce alta. Vabbè. Usciamone, siamo arrivati alla fine, ragazzi. Sabato prossimo tornate? Ma se l'editore non ci invia un'email, noi siamo sempre con l'email aperta. Dico, mezza sigla l'ha fatta. Sì, la sigla, ma non sappiamo se la sigla è dell'abbandono. Posso dire una cosa? Ma abbiamo dato la nostra email? Datela. Ah, vero. Allora, intanto seguiteci sulle nostre pagine Facebook, mettete mi piace sulla pagina Prima Radio, perché, ripeto, ogni sabato, sempre se l'editore vuole, ritorneremo qui presso gli studi di Prima Radio. Vi auguriamo un buon fine settimana, ringraziamo Giuseppe Noto per averci, come dici tu? Io ringrazio voi. Domato? Vi ho domato abbastanza. Saluto Giuseppe. Ciao Maurizio. Ciao, perché noi non ci vedremo più fino alla prossima. Al prossimo 5 minuti. Va bene. Appuntamento a sabato prossimo. Ciao. Ma non è una minaccia. No. Ciao.